Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, buongiorno soprattutto al nostro ospite, ovvero il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia alla Bocconi, che come tutti i venerdì è con noi, cosa della quale lo ringrazio. Grazie professore, buona giornata. Grazie a te Giulio, grazie agli ascoltatori. Allora, quest'oggi io avevo tirato fuori un paio di argomenti, uno dei quali credo lo possiamo liquidare in maniera molto veloce, ma ricordandomi del fatto che tu hai più volte parlato della logica che guida anche l'assegnazione dei premi Nobel in economia, e avendo visto sul venerdì di Repubblica la scorsa settimana un servizio su un premio Nobel dell'economia che ha scoperto che educare i bambini è una cosa buona e ottima e produce ottimi risultati. Beh, insomma, la cosa mi aveva colpito perché era una conferma ulteriore rispetto a ciò che osservavi tu in maniera anche critica, costruttivamente critica, rispetto all'assegnazione dei premi Nobel, circa il fatto che scoprire l'acqua calda a volte conduce a questa massima onorificenza mondiale, no? Perché educare i bambini è cosa buona, mi sembra che possa essere condiviso da tutti. Non ho capito quale sarebbe poi l'effetto economico, anzi c'è una cifra che è dentro il ragionamento di questo premio Nobel che dice sostanzialmente che se tu investi un dollaro nell'educazione ti rende il 13% all'anno nell'educazione dei bambini. La cosa mi ha lasciato piuttosto perplesso e mi sembra un esempio di come la teoria, le cose strampalate, diciamo, le cose generiche, possano avere il sopravvento in certi circoli intellettuali anche di rilievo mondiale come il premio Nobel, no? Se io mi becco un premio Nobel per aver fatto osservazioni di questo tipo, io mi domando che influenza poi possano avere sulla realtà e che cosa possano insegnare a chi è il pubblico, al pubblico comune, alle persone comuni. Cosa imparo io da un'osservazione del genere? Ti lascio brevemente la parola, ma poi affronteremo invece un'altra cosa, ovvero il grande, bellissimo disegno di legge di bilancio degli Stati Uniti, il Big Beautiful Bill di Donald Trump, che esamineremo velocemente nei contenuti e anticipo una curiosità mia perché tu sei esperto, diciamo, di queste questioni anche relativamente all'approntamento dei conti degli enti pubblici, quindi dallo Stato in giù, che differenza c'è fra la finanziaria degli Stati Uniti, ovvero il bill, la legge di bilancio, la legge fiscale o chiamiamola come vogliamo, Trump l'ha ridefinita appunto la grande e bella, bellissima legge fiscale, e quella italiana? Grossolanamente parlando. Poi magari ci fermiamo un po' sui contenuti di questa legge e sulla filosofia politica che la sorregge. A te la parola, professore. Allora, il premio Nobel Allora, per quanto a te non riguarda te la lo prima danno. notizia, non è che ci sono tanti commenti da fare, no? Però con evidenza dimostra la, la superficialità e quindi siamo in un contesto culturale dove prevale l'attenzione alla cifra, all'algoritmo, cioè tutto ciò che riguarda la misurazione, no? Quindi siamo in un modello culturale in cui la misurazione, comunque essa sia, diventa un must sostanzialmente, no? Dare buona educazione, che cosa vuol dire? Dare, cioè, entriamo nel merito anche di questa, dare buona educazione, che cosa vuol dire? Vuol dire farli studiare, che cosa farli studiare, come farli studiare, dove farli studiare. Poi la stessa cosa non si può dire a seconda delle razze, no? Per cui il contesto educativo cambia profondamente. Uno potrebbe dire se non si picchiano i bambini crescono meglio e con minore aggressività. E qui possiamo dire tutti quelli che non picchiano i bambini hanno un vantaggio perché percentualmente diventano meno aggressivi nei confronti degli altri. Ora, misurare queste cose è in un qualche modo sconcertante, insomma, no? Questo succede anche per l'economia e la finanza, no? E cioè il problema vero qual è?
Il problema vero che noi abbiamo a che fare quando parliamo di bambini, quando parliamo di crescite, quando parliamo, si tratta di misurare una scienza che è una scienza sociale. Quindi non è razionale, nel senso che le scienze razionali, cioè le scienze esatte, sono misurabili, perché la forza di gravità è misurabile, la forza di gravità è misurabile ed è una legge universale indipendentemente da dove un grave cade, se cade nel sud Italia, nel nord Italia, se cade in Russia, in America, in Cina, cioè la legge universale è uguale perché è misurabile. Le leggi esatte studiano le relazioni fra oggetti e cose che non sono dipendenti dalla volontà dell'uomo, mentre invece le scienze sociali come l'economia, la finanza, la sociologia, eccetera, studiano relazioni fra uomini e quindi non sono indipendenti dalla soggettività dell'uomo, dalla soggettività umana, no? E questo è stato un grande errore in economia, come diceva Friedrich von Hayek quando prende il premio Nobel nel 74 con la famosa prolusione la pretesa di sapere, dove lui diceva non possiamo prendere i criteri di misurazione, di valutazione delle scienze esatte ed applicarli nell'economia, che è una scienza sociale. Mm. Per cui noi faremo il grande errore di considerare solo ciò che è misurabile, quando in realtà in economia gran parte dei fatti non sono misurabili. Una società non è Ecco. misurabile. Quindi, e questo è una ricorrenza ancora ad evidenza che diventa una forma di stupidità, insomma. Ecco, professore, detto questo, invece passiamo all'altro argomento, perché io volevo sottolineare proprio questo, no? Che se l'economia, come più volte ci hai spiegato, non ha un riflesso sulla realtà, o viceversa non si nutre dell'analisi della realtà, allora diventa una scienza sterile, no? Che serve tutt'al più a giustificare i trucchi e i magheggi della finanza. Non a caso, da quando l'economia si è staccata dalla realtà, ha dominato la finanza, no? Con tutte le possibilità di Certo, trucco, di certo, inganno e di certo. speculazione che questo comporta. Eh, Al contrario, l'altro argomento, la legge finanziaria è comunque una legge di bilancio importante sia negli Stati Uniti che da noi perché determina comunque una linea politica. Poi sull'efficacia delle disposizioni, molto spesso complesse, tant'è vero che anche negli Stati Uniti sono 900 pagine di legge, no? Noi facciamo sempre riferimento alle nostre leggi come complicate, astruse, incomprensibili, però 900 pagine di legge negli Stati Uniti non sono poca roba, credo che anche lì non sia semplicissimo leggere tutte quante le disposizioni anche da un punto di vista applicativo. Ma fatta questa tara io volevo partire alla larga e poi andare un pochino al dunque di quello che è la legge di bilancio presentata da Donald Trump sostanzialmente e poi approvata dai due rami del Parlamento, no? Negli Stati Uniti. È diventata legge, il maxi disegno di legge fiscale che è stato approvato proprio ieri, il 3 luglio dalla Camera dei Deputati, 218 voti a favore, 214 contrari, con un paio di deputati e senatori repubblicani che si sono opposti. Non un voto a stragrandissima maggioranza, ma comunque è stata approvata. Ecco, la prima cosa, quali sarebbero le regole auree dal tuo punto di vista, che ti ci sei dedicato anche tanto a queste questioni, no? Dai comuni in su, negli enti pubblici, per approvare una legge di bilancio? Quali sarebbero appunto le regole fondamentali, professore, per far sì che una legge di bilancio abbia un'efficacia pratica? Che cosa deve essere una legge di bilancio, secondo la teoria economica ispirata alla realtà, diciamo? Quindi, quali sono i requisiti per fare una buona legge di bilancio? I Allora, contenuti sono un'altra cosa, io sto parlando dei principi fondamentali. i principi fondamentali sono che la legge di bilancio dovrebbe essere, dovrebbe essere vera, no, Appunto. dovrebbe essere vera e non, come spesso succede, una manipolazione sistematica dei conti. Ora parliamo della legge di bilancio italiana, Sì, insomma, no? La legge di bilancio, anche perché dopo la pausa estiva entreremo subito in dirittura di finanziaria fino a sì, fine anno sostanzialmente, no? e quindi che noi chiamiamo finanziaria sostanzialmente è una previsione che viene fatta per l'anno successivo. Che caratteristiche ha la finanziaria? La finanziaria ha un vincolo
che può essere approvata, stiamo parlando in Italia, sì. che può essere approvata solo in pareggio, cioè solo nelle condizioni in cui le entrate siano esattamente uguali alle uscite. Che cosa succede? Che deve essere approvata entro il 31 dicembre e i dati che vengono assegnati come spesa non possono essere bypassati nel corso dell'anno successivo. Quindi questo è un aspetto importante, quindi se viene assegnata una determinata somma, che sia al personale, che sia alla sanità, che siano altre, quella somma è sostanzialmente un vincolo e un tetto al di sopra del quale nel corso dell'esercizio a cui è dedicata la finanziaria non può essere sorpassata. Ora, se per caso la finanziaria non viene approvata entro il 31 dicembre, nell'esercizio successivo, fino a quando la finanziaria non viene approvata, il vincolo è dato dalla finanziaria precedente. Quindi se non viene approvata la nuova, si dice un esercizio cosiddetto provvisorio, in cui i dati, i vincoli di bilancio sono quelli della finanziaria precedente. Ora, qual è il problema che da tanti anni gioca sulla approvazione di bilancio e in che misura questa approvazione della finanziaria è collegata all'espansione del debito pubblico? Allora, e qui Sì, il sì, problema sì. diventa che se il vincolo è dato dal pareggio di bilancio, il pareggio di bilancio, come oramai da troppi anni, è sostanzialmente un pareggio fittizio, finto, perché per ottenere il pareggio di bilancio che cosa si fa? Si sovrastimano le entrate e si sottostimano le uscite, Te lo per ricordi cui quello... io ottengo il bilancio, ma lo ottengo in modo Mm. fittizio. Per cui cosa succede? Succede che alla fine dell'anno le entrate che io ho messo non si verificano e le uscite che io non ho messo invece si verificano, per cui abbiamo un disavanzo di bilancio che va a accumularsi con i disavanzi precedenti e quindi abbiamo un progressivo cumulo di crescita di debito dovuto a una sistematica manipolazione della finanziaria, la quale sostanzialmente Ecco, professore, viene, se la dico... viene fatta. No, stavo Sì, dicendo, se la dico brutale è faccio finta di immaginare delle entrate che non ci saranno per poter fare spese clientelari adesso. esattamente in questi termini, esattamente in questi termini, e questo è diciamo dimostrato ancora una volta, come abbiamo già detto alcune volte fa, che il concetto clientelare, cioè il clientelismo nella definizione della finanziaria, è purtroppo un elemento guida, tant'è che le spese correnti nella spesa pubblica, le spese correnti sono l'86% del totale della spesa, mentre le spese per infrastrutture e per investimenti è solo il 14%. Le spese correnti, come abbiamo detto più volte, rappresentano sostanzialmente un modo attraverso cui la politica si aggiudica delle quote di spesa per poter in un qualche modo ingraziarsi i propri elettori e così vengono in occasione, e questo è un dato interessante perché Mm. in occasione della, come tu hai accennato, da settembre in poi inizia la Sì, cavalcata della finanziaria e abbiamo 1000 emendamenti perché c'è quello che vuole usare la finanziaria il lungo assalto per alla finanziare diligenza, come si diceva una un assalto alla volta. diligenza, perché io in questo modo posso finanziare una fondazione che mi vota, posso finanziare un circolo sociale che mi vota, posso finanziare un'istituzione che mi vota, posso. Quindi in realtà noi abbiamo un mare di orpelli
e questo lo dico perché io le ho viste, cioè, non è che lo dico perché me l'hanno No, poi detto, c'è anche insomma, io ho visto. c'è anche un'altra grossa ipocrisia, no? Poi ritorno a quello che hai visto tu, perché quello che hai visto mi interessa molto, no? Tu l'hai visto concretamente questo discorso clientelare e dopo ti prego di fare qualche esempio. Però c'è anche l'altra grossa ipocrisia, l'ipocrisia della copertura di bilancio, del bilancio in pareggio l'abbiamo capita. Facciamo finta che in futuro arriveranno delle entrate, anche se non ci sono, chi se ne frega, è una finzione. La finzione ha un timbro successivo che è quello dell'Europa a Bruxelles, perché noi la finanziaria la mandiamo per farcela sostanzialmente Certo, vidimare alla Commissione europea a Bruxelles. E quelli naturalmente prendono per buona la finzione e dicono sì, ok, il timbro ce lo mettiamo, basta che voi ci garantite quattro cose fondamentali che interessano a noi. Quindi è un altro livello di finzione sostanzialmente, no? questa è una finzione che ha inizio, ha inizio quando inizia la unità europea, cioè nel 2000. Quando inizia nel 2000, attenzione, perché noi siamo entrati nell'Unione Europea, noi siamo stati sotto osservazione da parte dell'Unione Europea per entrare a far parte del basket della moneta unica euro, perché non avevamo i requisiti richiesti dal regolamento europeo, che erano un debito rispetto al PIL del 60%, noi avevamo il 120%, e del deficit sul PIL che era il 3,5% e noi avevamo il 6%. Quindi il problema qual era? Che noi non avevamo i vincoli coerenti Mm. con quelli posti da Bruxelles per entrare nella sperimentazione della moneta unica. Allora qui c'è stata l'operazione di Ciampi. Che cosa fece Ciampi? Ciampi sostanzialmente disse: un debito al 120% del PIL non possiamo toccarlo perché non riusciamo a fare nulla. Possiamo ragionare sul deficit, perché noi diciamo che il deficit, facciamo passare la regola che il deficit è misurato solo in base alle uscite effettive sul PIL, cioè sulla spesa effettivamente fatta rispetto al PIL. Sì. Ciampi che cosa fece? Fece che a partire da agosto, dal momento della sperimentazione della moneta, della sperimentazione del rispetto dei vincoli, sostanzialmente bloccò tutte le spese pubbliche. Quindi da agosto lo Stato si mise nella condizione di non pagare più nessuno. Per cui in realtà che cosa è successo? Che negli ultimi 4 mesi, valendo la regola che il deficit può essere fatto solo sulla spesa effettuata, per 4-5 mesi noi non abbiamo avuto spese, per cui il deficit è rientrato nella misura del 3% rispetto al PIL. Che cosa succede? Succede che ovviamente nell'anno successivo le spese che tu non hai fatto negli ultimi 4 mesi le devi poi fare nell'anno successivo. Quindi siamo entrati con una gabola, fra virgolette, Sì. nell'Unione Europea, e però abbiamo cominciato a caricarci di debiti, perché il debito del 120 sul PIL non lo potevi ridurre dalla sera alla mattina. Qui c'è un altro aspetto importante, e cioè che la finanziaria richiede mesi perché sia approvata. Approvata che cosa? Io ho visto in finanziarie della gente che chiedeva 20.000 euro per un'associazione sportiva, che chiedeva 20.000 euro per un'istituzione sociale, che chiedeva 30.000 euro. Io avevo suggerito al ministro di allora, che era Tremonti, di dire: tu, caro ministro, tutte le richieste inferiori ai 200.000 euro dici che non passano, non passano. Quindi in realtà che cosa succede? Che se io metto un vincolo e dico posso approvare solo quelle richieste di spesa che sono superiori ai 100.000 euro. Qual è il vantaggio? O 150, quello che è sostanzialmente, che io riduco le richieste di approvazione di emendamenti da 1.000, faccio un esempio, no? Da 1.000 a 100. Cioè io riduco enormemente il numero degli emendamenti alla finanziaria, perché dico sono e passano in finanziaria solo quelli superiori a 150.000 euro, 200.000 euro, una cosa di questo genere. Fissiamo un limite, d'accordo?
tutti quelli sotto quel limite non vengono approvati, finiscono, vanno fuori dalla storia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io, anziché controllare 100.000 emendamenti, o 1.000 emendamenti, o 1.500 emendamenti, io ne controllo 100. No, Quindi è un e problema poi di diventa controllo, di costo del e poi controllo, di spesa. diventa anche più evidente dove vanno i soldi, perché un conto è se vanno in 2000 direzioni, un conto se vanno in 100. E quindi Si vede questo anche comporta meglio, no? l'attenzione, perché la procedura contabile pubblica è estremamente complicata ed estremamente burocratizzata, per cui la tempistica, cioè la gestione di controllo numerario, la gestione amministrativa di una spesa di 200 euro è esattamente uguale alla gestione di una spesa di 100.000 euro. Cioè i tempi che io perdo a controllare un'enormità di voci che poi mi scivolano via perché non le riesco a controllare. C'è un problema di Allora, tempo, c'è un problema di costo. E professore, per l'aspetto farla più... corta, perché poi vorrei, visto che sono le 10:52, fare dare uno sguardo anche alla grande e bella legge di Donald Trump. Per farla corta, tu ritieni che la prossima finanziaria sarà ancora così, come mi sembra a me, perché Sì, sarà non ancora è stato così, sarà introdotto ancora nessuna, così, non è stata introdotta nessuna novità sostanziale. Siamo sarà sempre ancora lì. così. Mm, mm, Siamo sempre lì. mm, E va notato questo fatto per mostrare l'ipocrisia delle cose. mm. Allora, che per approvare la finanziaria ci mettiamo 4 mesi, 4 mesi di sforzi, di cose. Per approvare il consuntivo, Mm. che è enormemente più importante della finanziaria, perché nel consuntivo è vedere come sono state fatte le spese. Per approvare il consuntivo ci mettiamo 3 giorni, 2 o 3 giorni, E questo la mentre per dice lunga. approvare la finanziaria ci proviamo 4 mesi, per approvare il consuntivo ci mettiamo 3 giorni. Questo la dice lunga, diciamo. Professore, veniamo agli Stati Uniti. L'impostazione è diversa, quella della finanziaria statunitense, Allora, sempre per le... quella della finanziaria statunitense, anche qua, è, io non la condivido, adesso posso dire 5 premi Nobel, tra cui Stiglitz, Krugman, o quell'altro che ha vinto recentemente lo scorso anno il premio Nobel, che è un turco, hanno fatto una lettera in cui chiedono che non venga approvata, perché questa legge di bilancio sostanzialmente che cosa fa? Fa esattamente l'opposto di quello che dovrebbe Ecco, fare, poi ci e cioè entriamo fa un po' dei in, trasferimenti. poi ci entriamo un po' in dettaglio, ma dal punto di vista strutturale, a prescindere dai contenuti, è meglio la legge di bilancio americana o quella italiana? E sono due cose diverse, non possiamo Appunto, confrontarle, appunto. non possiamo Mm. confrontarle, perché sono sistemi economici E diversi, anche c'è un ma sistema federale là, con diversi la livelli. loro funzione dovrebbe essere Mm. comunque quella, e in particolare negli Stati Uniti noi abbiamo il vincolo che le spese non superino Sì. le entrate, e la stessa cosa negli Stati Uniti, perché c'è un vincolo di bilancio al tetto della spesa pubblica, quindi non puoi spendere oltre un tetto quando questo tetto è approvato dal Congresso, e se tu bypassi il tetto della spesa pubblica approvata dal Congresso vai in default, cioè sostanzialmente Mm. se per un qualche motivo la spesa pubblica americana supera il tetto fissato dal Congresso, tu non Sì, puoi fare più sì, nessun sì. pagamento pubblico. Ecco, Quindi fatte questa questa premessa e considerando anche che quello è un sistema federale dove c'è un bilancio che incide a livello centrale, ma anche poi ci sono diversi livelli di governo anche sotto il profilo del budget, no? E non a caso una delle critiche a questo Big Beautiful Bill è stata anche relativa al fatto che sia ingerita nelle legislazioni degli stati dal punto di vista del bilancio. Però non voglio farla troppo complessa. Se mi permetti, riassumo brevemente e poi ti lascio la parola per i 2 minuti, 3 minuti finali di commento. Questa grande maxi disegno di legge fiscale di Donald Trump sostanzialmente è stata letta da tutti come un'estensione dei provvedimenti che Trump aveva preso già nel 2017, la cui scadenza era prevista proprio per la fine di questo anno. La faccio molto corta, sono contenti i grandi gruppi aziendali imprenditoriali, sono contenti anche i piccoli produttori, il mondo delle piccole imprese americane, la National Federation of Independent Business, cioè le piccole imprese americane che ha elogiato la legge, sono contenti gli americani ad alto reddito,
sono contenti i lavoratori che ricevono mance straordinari che saranno detassati. Però c'è un lato B, e lo riconoscono anche in Italia, anche giornali certamente non di sinistra. C'è un lato B, per cui molte persone che si trovano nella fascia più bassa della scala dei redditi peggioreranno la loro situazione, perché è previsto un maxi taglio storico, non è mai stato così elevato il taglio, per esempio di Medicaid, del welfare sanitario, per la prima volta nei 60 anni di storia di questo piano di assistenza sanitaria pubblica, e una serie di altri provvedimenti anche per quanto riguarda i buoni pasto, dei quali usufruiscono più di 54 milioni di italiani, di americani, Di chiedo scusa, americani. ovviamente di americani. Secondo molti analisti indipendenti ci sarebbero 12 milioni in più di persone scoperte sotto il profilo dell'assistenza sanitaria. Gli ospedali non sono soddisfatti delle disposizioni contenute in questo Big Beautiful Bill, perché riducono il sostegno che ricevono dagli stati per l'assistenza agli iscritti al piano sanitario, a Medicaid, e quindi gli ospedali avranno più costi di assistenza non compensata per curare pazienti che non siano assicurati. C'è tutto il capitolo delle energie pulite che vengono comunque tagliati, i cui incentivi vengono tagliati, e poi c'è la questione finale. Il tutto, tutta questa legge aumenterebbe il debito pubblico di 3.400 miliardi di dollari nel prossimo decennio. C'è anche un grosso capitolo dedicato invece alla sicurezza e alla difesa, 46 miliardi e mezzo di dollari per continuare a costruire, perché iniziò Bill Clinton, il muro al confine con il Messico, 45 miliardi per ampliare i centri di detenzione per i migranti in stato di fermo, 30 miliardi per assunzioni, formazione e risorse per l'Agenzia federale, che è parte del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, che controllerà la sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione. Questo in estrema sintesi. Il tuo giudizio finale, professore? Da una parte Allora, il sembrerebbe mio, che Trump, la faccio corta e non so se è giusta, però investe sulle imprese, grandi o piccole che siano, continua la filosofia del 17, tagliare le tasse ai produttori, però in questo caso dà una bella mazzolata anche ai cittadini a basso reddito, cioè a quel popolo allora, che lo ha votato. è la più evidente rappresentazione della differenza culturale fra Stati Uniti ed Europa. Noi abbiamo la cultura del welfare, loro hanno la cultura del mercato e non la cultura del welfare. Il welfare non sanno neanche che cosa sia. Per cui alla fine tu sei in un paese che ha un'altissima disuguaglianza, e qui parliamo di disuguaglianza di uomini, parliamo di 50 milioni di persone che sono sotto la soglia della povertà, insomma, più di quasi 40, no, non 50 milioni, 40% delle persone sotto la soglia della povertà. Quindi in realtà che cosa si sta facendo? Si stanno tagliando le spese per il welfare e per consentire la riduzione dei tagli fiscali. Quindi questo, come hanno detto molti commentatori indipendenti, favorisce, c'è un trasferimento di ricchezza sostanzialmente dai poveri ai ricchi, no? Ed è esattamente il contrario della legge che fece Roosevelt con Keynes per superare la Grande Depressione, e cioè Keynes, e ricordo che con Roosevelt, per superare l'indebitamento dovuto alla seconda guerra mondiale, no? Il grande debito che colpì gli Stati Uniti, vincitori, ma ebbero delle spese elevate, l'aliquota sulle imposte negli Stati Uniti, quando nel periodo di Kennedy, quando ci fu al governo Kennedy, le aliquote erano di oltre il 70%, e questo ha favorito la crescita degli Stati Uniti, perché alla fine riuscire a generare una redistribuzione della ricchezza funziona, perché tu nel momento in cui aumenti la disponibilità in mano alle persone, aumentano i consumi, aumentano i risparmi, e anche un singolo lavoratore può diventare un azionista o comunque un detettore di risparmi. Questa è una legge che è esattamente l'opposto di quella che fece Roosevelt con Keynes per superare la Grande Depressione. Quella ha funzionato, questa non sappiamo se funzionerà. Bene, allora Tenuto professore, anche conto
Per il momento noi dobbiamo chiudere qui con questo quesito, con questo interrogativo e con questo dubbio. Intanto io ti ringrazio come sempre, facciamo ancora in tempo a sentirci settimana prossima e la successiva, dopodiché mi eclisso anch'io per un mesetto circa. In ogni caso, grazie al professor Fabrizio Pezzani. Magari riprendiamo il discorso settimana prossima. Vediamo. Intanto buona giornata, professore, grazie ancora. E, Buona giornata a tutti gli ascoltatori. buona prosecuzione di ascolto a tutti con la nuova sigla di Auto da Fè che è una meraviglia. Nino Ferrer, Le Cornichon, 1966, Costa Azzurra, mare, sole, bellezza, spensieratezza, boom economico, Brigitte vita. Bardot. Brigitte Bardot, esatto, siamo arrivati lì. Buona giornata. Arrivederci a tutti. Avete ascoltato Auto da Fè. Jean-Pierre?